Non c'è nemmeno il tempo di respirare in questa Serie B, campionato che tu conosci bene, Alessandro. Si torna in campo tra sabato e domenica per la nona giornata con delle sfide interessanti, una giornata un po' spezzatina, 2 anticipi al sabato, il lunch match della domenica perché non c'è la Serie A che è ferma per la sosta della nazionale e ci sono almeno 3 partite da circoletto rosso proprio, da evidenziare. Padova-Brescia, Sampdoria-Sassuolo, Verona-Torino e forse anche 4, Regina-Bari che è il posticipo delle 20:45 di domenica, sei d'accordo? Sì, sì, è vero, sono delle partite di cartello tra squadre importanti. Ecco, la citazione del Verona, come diceva Alfredo, è una squadra che è tosta perché viene da un campionato vinto, si è solidificata, è molto compatta e giocare contro loro non è facile. Quindi, solo tu l'hai battuto il Verona. Ma quello era in Serie C è stato. Lo so, no, mi ricordo. Un momento clamoroso con il Porto Gruaro storico sì, proprio per te, per il Porto. Sì, è vero, è stata una giornata fantastica quella. Però ecco, tornando, e c'è il lavoro di un allenatore che anche lui come Mourinho ha vinto in Romania il campionato, Coppa. Ha fatto il triplete, sì. il Supercoppa. Andrea Mandorlini, sì. Andrea Mandorlini. Io mi ricordo al volo, non mi ricordo al volo quel giorno lì, lo sai cosa mi ricordo di quel giorno di Verona-Portogruaro? Che a 1 minuto e mezzo alla fine mi chiamarono da Pescara per dirmi è fatta. 2 minuti dopo mi hanno chiamato e hanno detto dobbiamo fare i playoff. Io non riuscivo a capire bene perché stavo seguendo ma non tantissimo. È arrivato quel gol alla fine e il Pescara fu costretto a fare i playoff che poi vinse proprio battendo il Verona. Una giornata immagino indimenticabile. Io dico una cosa, se fosse possibile io domenica andrei a Verona perché è una grande partita, mi piace molto e dirò di più, noi abbiamo sempre, almeno dal mio punto di vista, diviso il campionato di Serie B in 4 fasi. La prima parte 10 giornate, la seconda parte 13 giornate, la terza parte il mercato di gennaio e poi l'ultima parte quella decisiva. Però se il Torino dovesse vincere a Verona, secondo me prenderebbe il volo e comincerebbe una discesa perché 5 vittorie in trasferta sarebbero una iniezione di autostima straordinaria, conoscendo Ventura, fermo restando che il Verona è un'ottima squadra e secondo me darà filo da torcere al Torino. Stai leggendo il monitor davanti a te? Sì, sto leggendo. Lo sai che io vado a Verona a prendere Giampiero Ventura, Alfredo, perché questa sarà soprattutto anche la sua partita, no? Perché è un ex, per tutto quanto accaduto a Verona, perché stava salvando il Verona in un'annata incredibile per come si erano messe le cose, stava facendo una mezza impresa, poi il play-out Beffardo contro lo Spezia, esatto, mi ricordo il giro di campo dopo Verona Spezia ritorno, con lo stadio strapieno, perché poi Verona è una di quelle piazze che veramente vanno ad onorare sempre qualsiasi tipo di campionato. Perché spesso si parla male di una frangia di tifosi veronesi, invece bisognerebbe dire che Verona in Serie C, in Serie B, in Serie A, maggior ragione, ti dà uno zoccolo duro di 10, 12, 15 mila. E io mi ricordo quel giorno lì che Ventura, dopo una delusione che lui non riuscì a smaltire, e dopo quella retrocessione che secondo me, se glielo chiedessimo domenica, lui racconterebbe chissà per quanti minuti, andò a ringraziare i tifosi perché per lui credo che fu una grande esperienza quella, indipendentemente dalla cogente delusione. Però Verona è riuscita sempre a ripartire. E io quando penso a 10-11 mila abbonati anche in Serie C devo fare i complimenti perché è una di quelle piazze che vanno sempre ad onorare il momento domenicale.